Applausi per Matteo, ha dimostrato ciò che troppo spesso sfugge agli adulti, la capacità di non voltare le spalle di fronte all'emergenza, assumendosi la responsabilità di intervenire e chiedere aiuto. In un'epoca in cui i giovani sono spesso visti con sospetto, è importante guardare oltre i fatti negativi e riconoscere il valore dei ragazzi come lui. Matteo è un autentico esempio per la sua generazione e sono convinto che ci siano molti altri giovani come lui, pronti a mostrare la strada. Con queste parole il presidente della regione Luca Zaia congratula Matteo Ridolfi, il ragazzo di 14 anni di Cologna ai Colli, Verona, che lo scorso weekend ha salvato un passante in arresto cardiaco grazie alle manovre di rianimazione apprese in televisione e comunicate al SUME 118 via telefono. Oltre alla prontezza e all'intelligenza dimostrate da Matteo, conclude il presidente, ci sono anche sensibilità, educazione, senso civico e disponibilità, una combinazione di qualità che l'ha portato spontaneamente ad agire come volontario. Questo gesto trasmette un messaggio significativo, soprattutto oggi che celebriamo la giornata del personale sanitario, incluso quello volontario. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.